avevamo trovato comunque degli accordi, in questo momento l'azienda non sta dando delle risposte rispetto alle richieste dei lavoratori. Dopo la dura protesta dei lavoratori della Miteni durante il sit-in di ieri, il confronto con l'azienda prosegue. I sindacati chiedono perentoriamente il ritiro dei licenziamenti, mentre gli operai presidiano gli impianti, garantendone la sicurezza. Non fare un salto nel buio, perché da qui a pochi giorni potremo trovarci anche senza assolutamente salario, e quindi che ci siano riconosciuti i nostri arretrati congelati dal concordato. L'azienda ha ribadito che il licenziamento è previsto per legge, intimando ai dipendenti il riavvio della produzione per svuotare i serbatoi. Un braccio di ferro che riprenderà sul tavolo della Regione Veneto domani pomeriggio. Nel frattempo la difficile situazione economica dell'azienda, attestata dalla relazione del commissario giudiziale Domenico De Rosa, che afferma l'impossibilità di proseguire il concordato preventivo, getta ombre inquietanti sul futuro dell'azienda, sui lavoratori e sul finanziamento delle bonifiche. La nostra rabbia è molto alta. Vogliamo che la bonifica venga fatta. Dalle notizie apprese oggi dai giornali, loro non vogliono fare la bonifica, per cui noi oltre a pagarci i filtri, le spese sanitarie, le fonti nuove per avere l'acqua pulita, adesso dobbiamo accollarci anche la bonifica. Questo non è giusto. Adesso c'è il rischio che non facciano la bonifica e che si chiude avanti a un altro, come fosse una bottega. Ecco, le botteghe vendono e apre un altro il giorno dopo, ma non queste fabbriche.